che buio! Dove siamo? Sembra un'antica locanda. Il mio vestito è marrone. Siamo proprio fuori moda. Sembriamo 2 sacchi di patate. Che invitanti pietanze! Sono affamato, ci sarà della pasta au ragù? Non so, quel signore sembra mangiare una zuppa. Sono fagioli. Chi è quel tizio? Siamo capitati nel quadro Il mangiatore di fagioli. Fagioli? Ah! Viva, devi assaggiare i legumi. Ma sono buoni! Certo, sono squisiti. Chiediamolo a lui. Abbiamo capito che i fagioli sono buoni, soprattutto, come vediamo, se mangiati assieme a una focaccia e con le verdure. I legumi andrebbero mangiati più volte la settimana. Li vogliamo assaggiare? Dove crescono? Sugli alberi? Dentro i fiori? No, i legumi si piantano, sono semi antichi. Anche gli egizi li coltivavano. Si coltivano ovunque, ci sono i fagioli messicani di Lima, i bianchi di Spagna, gli azuchi giapponesi. Lo sapete che contengono molte proteine come la carne? I legumi sono una grande risorsa per adeguare le colture ai cambiamenti climatici. Io non ho capito niente. So solo che i legumi sono più buoni da mangiare che da studiare. Cilindro ha ragione. Ho fame. È da questa mattina che non mangio. Andiamo a cucinare una profumata pasta e fagioli. Torniamo nel nostro tempo. Ottima questa pasta e fagioli! Da questa avventura abbiamo imparato a mangiare in modo sano, valido ed equilibrato. Arrivederci alla prossima avventura! Guardate là, c'è Portatile. Andiamo a vedere che cosa fa. Ho fatto un quadro, vorrei vedere altri quadri. Buona idea, andiamo al museo. Fate silenzio, mi raccomando. Davanti a questi quadri mi è venuta fame. Hai ragione senza nome. Per mangiare andiamo in giardino, alla merenda ci penso io. Io non mangio la frutta, non la voglio neanche assaggiare. Che bel piatto! Ora me lo mangio. Affiggerò il quadro di Portatile dentro al mio museo. Se nel piatto il cibo è colorato, a mangiare sono molto più invogliato. Dobbiamo partecipare al concorso sulla salute. Vogliamo parlare dell'arte. Ma l'arte non c'entra niente con la nostra vita. Davvero? Allora seguimi. Si fermarono davanti a un quadro di Fontana e una forza misteriosa li attirò dentro il quadro. Si trovarono tra i papaveri disegnati da Monet e tra gli iris di Van Gogh e si persero nel magico bosco di faggi di Klimt. E grazie alla notte stellata di Van Gogh ritrovarono la loro via. Poi andarono a Venezia con il pittore Canaletto e salirono sull'albero della vita di Klimt. Poi sentirono fame e venne loro in aiuto Arcimboldo. Diva prese una mela dal cesto di mele di Cézanne. È profumatissima. Mangiarono delle ottime patate. Fecero ginnastica con il discobolo di Mirone. Il lancio li catapultò fuori dai quadri. I mini cuccioli sono felici per le incredibili avventure vissute. L'arte tira fuori il meglio che c'è dentro e fuori di noi e cambia il mondo. Lo avvicina ai sogni.